I primi fiocchi sono caduti stamattina in diverse aree della Marca senza alcun accumulo al suolo, ma il grosso della perturbazione che porterà nevicate estese anche in pianura è atteso per domani, previsti dai 5 ai 10 centimetri. In provincia di Treviso tutto è pronto per evitare che la neve possa mandare in tilt la circolazione stradale. La provincia ha 40 aziende sul territorio pronte a rispondere alla chiamata nel tempo massimo di 30 minuti. Oggi le strade sono monitorate, laddove qualche piccola precipitazione si sta verificando stiamo intervenendo, ci sono dei trattamenti preventivi messi in atto. La Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per le nevicate in pianura da domani mattina fino a venerdì sera. I fenomeni più significativi sono comunque previsti nelle ore centrali di domani, giovedì. Allertata la macchina della Protezione Civile anche nel comune di Treviso. Siamo allertati tutti, abbiamo 18 mezzi pronti a intervenire in caso di necessità, 500 quintali di sale da spargere, per cui siamo pronti. A Treviso domani le scuole resteranno aperte, come i cimiteri che pur in un primo momento il comune aveva pensato di chiudere. Tutto aperto, a meno che non venga una nevicata eccezionale, di dimensioni eccezionali, abbiamo deciso di tenere aperto. La situazione dovrebbe migliorare venerdì, quando si passerà dalla neve alla pioggia, prima in pianura, poi sui rilievi.